Io credo che il Beato Marco sia un santo contemporaneo, attuale. Infatti stanno pensando l'Europa, di metterlo come patrono l'Europa, perché ha sognato, ha messo insieme l'Europa. In tempi difficili, in tempi duri, l'ha messo insieme. Ha riunito le forze, ha riunito i governi, ha riunito i re, ha riunito gli eserciti per difendere l'Europa. Oggi l'Europa cristiana è minacciata non tanto all'esterno, anche all'esterno, ma è minacciata all'interno per la caduta dei valori, della sensibilità, della civiltà cristiana. E allora Padre Marco credo che sia attuale, perché vuole che i cristiani rinsaldino la fede, siano uniti alla fede, che non sia solo l'Europa dei mercanti e del mercato, ma l'Europa della solidarietà, dell'accoglienza. Questo il Beato Marco ha predicato, questo vorremmo, non un'Europa egoista che pensa solo a se stessa. Questo penso sia il messaggio che oggi ci offre il Beato Marco, che lo rende attuale, vivo, e noi questa sera con una grande celebrazione l'abbiamo ricordato e ringraziato per questo motivo. Quando si dice che una persona, un personaggio è poliedrico, rifacendoci all'immagine geometrica, si intende dire che ha diverse sfaccettature, diverse facce, ma non tanto perché uno che cambia colore, non è questo, è che nella sua vita, ha impersonificato non solo un aspetto particolare o solamente uno o due aspetti particolari, ma proprio ha vissuto, adesso si usa di più, a 360 gradi, proprio perché è stato un bravissimo predicatore, come lo sappiamo, e quanto ha predicato, addirittura poi anche in vita aveva cominciato anche a fare miracoli, tanto che non poteva più essere spesso in pubblico perché continuavano a strappargli o tagliargli pezzettini di stoffa, di saio, per portare a casa qualcosa, un ricordo di una persona che è capace anche di intercedere perché il Signore faccia qualche miracolo. Uno che è appassionato dell'Europa, quindi quanto ha fatto anche per invitare le varie nazioni proprio a lottare anche contro questa invasione turca che stava per eliminare la presenza del cristianesimo. Aveva già cominciato in Europa per giungere fino a Roma. Però sappiamo anche che è stato un uomo di pace, tanto che l'abbiamo pregato anche così. Storica quella sua intercessione quando c'era stata a Belgrado, quando ha salvato 800 nemici, i turchi, che erano stati presi e che rischiavano anche questi di essere uccisi, e lui ha fatto di tutto perché fossero salvati e liberati. E anche un uomo che ha predicato la misericordia, appassionato della misericordia e dell'amore del Signore. Un confessore ricercatissimo, e giù, ma questa sera vorrei soffermarmi su un aspetto, quest'oggi leggendo qualcosina sia stamattina come meditazione, ma anche un po' oggi poi ripensando alla celebrazione di questa sera, mi ha colpito un'espressione scritta più volte. Era un contemplativo nell'azione. Non ci avevo mai pensato a questa sfaccettatura che è vera nella sua vita. E poi leggendo vedevano, sì, per esempio per lui era una sofferenza uscire dal convento e andare a viaggiare. Il suo desiderio quando partiva era sempre quello prima o dopo di ritornare in fretta, perché il convento, che non è solo chiuso in un convento, il clima di preghiera e di contemplazione, diceva questo è il mio paradiso. Mentre talvolta però devo anche, diceva scherzando,
devo andare anche in purgatorio, che era uscire, che era andare a predicare, perché l'obbedienza me lo chiede. Ed ecco, credo allora che il testo, adesso si capisce anche il perché la Chiesa nella festa di Padre Marco ha scelto in modo particolare questo testo della lettera di Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore di Cristo ci sospinge al pensiero che uno è morto per tutti. Ecco, l'amore di Cristo ci sospinge. E poi, continuando, dice: se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate. Ecco, questa sua unità, possiamo dire, questo suo attaccamento all'essere anche lui uno con Cristo. Questo è il contemplativo. La persona contemplativa è la persona che mette al centro della sua vita, mette al centro della sua esistenza l'incontro con Cristo. Pensiamo, no, alle contemplative, ai contemplativi che ci sono anche oggi, no? E non solamente i monasteri di clausura maschile e femminile, ci sono anche tante altre persone, uomini e donne, adulti, anziani, giovani, che scelgono per un periodo della loro vita, ecco, di dedicarsi al Signore, di non fuggire via dalla vita ordinaria, no? Però mettere in secondo piano. Vi ricordate quella scena evangelica bellissima, no? Di Marta e Maria, vi ricordate, no? L'incontro di Gesù. Signore, Maria dice: no, di a mia sorella, ecco, che è lì seduta, e io sono qui a servirti, di che faccia anche lei qualcosa. E Gesù dice: lascia, Maria ha scelto la parte migliore. Non era per metterli in contrapposizione. Ecco perché dicevo, è interessante come Padre Marco ha vissuto il suo essere contemplativo nell'azione. Non si è chiuso in un monastero, non ha abbandonato completamente la vita attiva, anzi sappiamo che quanti viaggi ha fatto, no? Quanti viaggi ha fatto, quante predicazioni ha sostenuto, chiamato di qua e di là per predicare perché è conosciuto, quante ore passate al confessionale. Però spesso ci si ferma lì. Invece quell'altra caratteristica è quanto tempo, quante ore, quanto tempo ha passato in preghiera, incontrandosi con il Signore Gesù, ascoltando quella parola, sentendosi unito in Cristo. Ecco, l'amore di Cristo ci afferra, afferrati da Cristo. Però questo essere afferrati da Cristo, questo essere uno in Cristo, Padre Marco l'ha coniugato nell'andare, ed ecco allora l'altro testo che la liturgia ci propone. Gesù che dice: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Spesso anche per noi rischiano di essere in contrapposizione, o l'una o l'altra. Capita spesso anch'io di parlare con qualcuno che dice: sì, mi piacerebbe, però non c'è tempo. E spesso anche noi preti e i vescovi spesso siamo sempre di corsa, rischiando, ecco, di non dare quel giusto valore al fondamento del nostro andare, che è Gesù Cristo. È Gesù che dice agli Apostoli: andate in tutto il mondo. È risorto, è stato con loro, hanno fatto esperienza di Lui. Vi ricordate anche quando ha chiamato i discepoli, erano andati incontro, e Gesù che dice: venite e vedete. Ecco, fondamentale per noi, credo questo è uno dei messaggi importanti che offre anche a noi Padre Marco questa sera. Non aver paura di incontrarci con il Signore, non aver paura di stare con Lui, di ascoltare la Sua parola, di dedicare anche concretamente del tempo per metterci in ascolto, in contemplazione del Signore.
Pensate invece ai nostri tempi, no? Più di uno quando si dice ma sì, mi piace, però alla domenica non ho tempo, no? Ci sono tante altre cose da fare, no? Neanche un'ora di tempo per metterci in ascolto di Gesù. Vi ricordate Gesù nel Getsemani, quando i discepoli dice li ha trovati addormentati, dice non siete stati capaci di vegliare nemmeno un'ora con me, no? Ecco, dedicare del tempo al Signore, stare con Lui, pregare, incontrarci con Lui, ascoltare la Sua parola a tu per tu, perché se io sono pieno di Gesù, se io mi incontro con Lui, se io do dello spazio a stare con Lui, sentirò subito una pace del cuore, però che non è fine a se stessa, perché il Signore ci dirà sempre andate, portate il mio Vangelo, e Lui è stato il predicatore dell'amore di Dio, della misericordia del Padre, no? Ha infiammato i cuori delle persone con la sua predicazione, ma credo anche con il suo stile di vita, perché li vedevano un uomo di Dio. Un uomo che era capace di fare quelle cose non perché metteva se stesso al centro della scena, ma perché voleva invitare tutti a riscoprire la bellezza e la gioia dell'incontro con il Signore. Ecco perché questa sera lo ringraziamo, ecco perché ringraziamo la Chiesa che ce l'ha additato anche come beato, e siamo qui anche a pregare perché ecco possa Lui ancora attraverso la preghiera che noi facciamo al Padre possa concedere ancora qualche opera straordinaria che ci faccia intuire non tanto la sua grandezza quanto la centralità dell'amore di Dio nella sua vita, perché se è così allora la Chiesa ce lo donerà anche come santo, perché questi sono i santi. Papa Francesco ha dedicato una lettera apostolica, gaudete ed esultate, no? I santi della porta accanto, li chiama i santi dei nostri giorni, persone che si lasciano guidare dal Signore, persone che mettono al centro della loro vita l'incontro con Gesù e che poi sono capaci di dare la loro vita per gli altri, nella testimonianza, nell'amore, nella carità. Una delle caratteristiche e una delle sfaccettature di Padre Marco era proprio anche che la carità. Quanta carità ha fatto, quanto amore verso le persone e verso i più poveri. E preghiamo allora carissimi in questa celebrazione proprio perché il Signore ce lo ridoni ancora come esempio, come testimonianza, attraverso anche il dono della santità. Dagli annali della provincia d'Austria dei frati minori cappuccini, anno 1699. Venendo meno le forze corporali, Padre Marco si dispose alla felice conclusione della sua vita nel miglior modo possibile, in particolare celebrando devotissimamente la Santa Messa nella stanza reggia che si trovava tra le mura del nostro convento e in parte nell'infermeria. L'imperatore Leopoldo, informato che Padre Marco di giorno in giorno andava indebolendosi nel corpo, ordinò subito ai suoi medici personali di prendersi cura di lui. A nulla giovarono tutte le medicine usate, perché contro il male della morte non ci sono rimedi. Il cardinale Colunitz e Grimani, pur informati di queste cose, vennero a visitare Padre Marco a letto, si intrattennero conversando alquanto con lui ed infine ricevettero da lui, benché a lungo riluttante, la benedizione. Dopo questi due venne anche il nunzio apostolico
che al Padre Marco, in nome del nostro Papa Innocenzo XII, impartì l'indulgenza plenaria per la rimissione di tutti i peccati. Ottenutala, Padre Marco, meravigliandosi, ne godette nel Signore e dimostrò una grande consolazione spirituale. Infine, aggravandosi il male, fatta prima la professione di fede e la rinnovazione dei voti religiosi e invocata umilmente la remissione degli errori commessi, egli gli venne confortato dagli ultimi sacramenti della Chiesa, la Santa Comunione come viatico e l'estrema unzione. Così in ogni ora, in ogni momento, con grandissimo desiderio, attese la venuta del suo Signore. Prima però di partirsene dai vivi, Padre Marco fu visitato spesso nella sua povera cella dall'imperatore e imperatrice. Nel giorno della Porziuncola, 2 agosto, e anche il 13 dello stesso mese, quando genuflessi accanto al suo lettuccio, essi chiesero da lui la benedizione e la ricevettero come dono, con grande consolazione. Dopo aver alquanto conversato insieme, dissero al morente Padre Marco il loro estremo saluto e dolenti raggiunsero la carrozza con la quale erano giunti in incognito. Appena fatto qualche passo fuori delle mura del convento, però, Fra Ermano, questuante del convento di Vienna, disse loro che Padre Marco stava entrando in agonia. Discesero allora subito dalla carrozza, ritornarono ambedue accanto al morente e inginocchiati accanto al letto vi rimasero fino a che, assistito nel modo prescritto dalla Santa Chiesa da Padre Efraim della Cresima, guardiano del luogo e definitore provinciale che ne raccomandava l'anima, Padre Marco, verso l'ora 11 del giorno, spirò. E si dice che in quel momento qui si accese una grande luce. La sua casa natale è qui vicina e i parenti hanno visto una grande luce in questo posto. Era il segnale che così aveva dato ai suoi compagni, ai suoi familiari, che era salito in cielo. Questo è il significato e il perché di questo capitello in questo luogo.